Nell'ambito della giornata mondiale promossa dall'ONU in favore dell'autismo, si è svolto ieri presso il Plesso Garibaldi dell'Istituto Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Cangarrossa, un incontro dal tema La famiglia, la scuola, gli operatori, che ha visto la qualificata presenza di tanti rappresentanti del settore che hanno portato il loro contributo al dibattito nelle sue varie sfaccettature, analizzando il fenomeno in particolare presente nel nostro territorio. Tra i partecipanti il sindaco della città Firetto, il presidente dell'Ordine dei Medici, dottore Vento, Monsignor Vutera, vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità all'Ars, il dottor Sant'Onofrio, direttore generale dell'ASP di Agrigento, la dottoressa Stefania Ierna in rappresentanza dell'ufficio scolastico provinciale. Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Siamo contenti perché questo convegno, organizzato appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi rispondere a questa raccomandazione appunto da parte delle Nazioni Unite dal 2007. La società ha risposto bene. Questo convegno aperto a tutte le istituzioni, aperto ai docenti, ai genitori, alle associazioni, ci permette di poter affermare che la città di Agrigento sicuramente manifesta una forte consapevolezza nei confronti di questo disturbo che colpisce del resto sempre una quota maggiore della popolazione, ma che sappiamo per fortuna, se riconosciuta e identificata in tempo, può fare notevoli differenze, può innalzare il livello della qualità della vita dei bambini colpiti dallo spettro autistico, ma anche da parte delle famiglie e di tutte le istituzioni appunto attorno a cui ruota il bambino autistico. Io sono venuta molto benvolentieri nella città di Agrigento oggi per seguire questo convegno, per capire quali sono in qualche maniera le strategie che l'ASP mette in atto insieme ovviamente al territorio e alla scuola, che diventa una interlocutrice fondamentale. Sicuramente le risorse servono ed è questo uno degli obiettivi che si prefigge il documento che è stato redatto dal tavolo tecnico che si è tenuto da un anno all'assessorato alla salute. La prossima settimana questo documento sarà al vaglio della Commissione, avremo modo di analizzarlo e di valutarlo attentamente. Sicuramente saranno contenute all'interno del documento quelle che sono le disposizioni in termini di interventi per chi soffre del disturbo dello spettro autistico da un lato e dall'altro lato trovare le risorse che servono perché si possa dare risposta alle famiglie e ai ragazzini o alle persone che di questo disturbo soffrono. È molto più di un impegno a parlare, a organizzare, ma è proprio un impegno a organizzare l'assistenza per i pazienti, che sono tantissimi, un numero francamente enorme a cui i sistemi sanitari fino ad oggi non sono stati preparati a far fronte. L'ASP di Agrigento ha d'altra parte un punto di eccellenza nella struttura organizzata dal dottore Vetro, che riesce a fare una diagnosi in bambini assolutamente piccolissimi, quindi tempestiva, e questo consente di affrontare con grande tempestività e con grande efficacia la patologia prima che abbia la sua manifestazione più dirompente nei piccoli bambini. Stiamo cercando di organizzare appunto il miglioramento della diagnosi, estenderla il più possibile a tutte le fasce della popolazione. I centri di accoglienza diurni, attualmente ce ne sono 2 nel territorio di Agrigento, privati convenzionati, ci stiamo interrogando in uno con l'assessorato, stiamo aspettando anche le linee guida del decreto che a brevissimo sarà firmato dall'assessore Razza. Da diversi anni che effettivamente l'ufficio quinto ambito territoriale per la provincia di Agrigento, diretto dal dottore Zarbo, io in qualità di referente provinciale, abbiamo cercato in tutti i modi di prestare attenzione a una disabilità particolarmente problematica come quella dell'autismo. È stato istituito alcuni anni fa uno sportello autismo, sono stati effettuati dei convegni ai quali sono venuti e hanno partecipato i docenti referenti delle istituzioni scolastiche, le famiglie e i dirigenti scolastici. Si è cercato di dare una informazione e formazione proprio per prevenire il fenomeno, e devo dire che nella nostra provincia c'è stato un incremento di certificazioni di alunni autistici. Questo fatto dimostra che l'apertura della famiglia e quindi la consapevolezza delle difficoltà dei propri figli e quindi della necessità di far sì che venga
vengano aiutati dalla scuola.